riprendo un po' il filo del discorso dicendo appunto di queste serate dedicate all'intreccio tra lingua e cultura che sono rappresentative dell'identità di un popolo. Un'identità che, come la lingua in continua evoluzione, che si costruisce sulla storia passata, presente, sulla tradizione sia orale che scritta, ma anche sulla quella che è la cultura di un popolo, dove la lingua influenza il nostro modo in cui prendiamo le decisioni, il modo in cui ci relazioniamo con l'altro, il modo in cui creiamo la nostra identità sociale, il nostro modo di stare insieme in una comunità. E riprendendo un po' il pensiero anche di Gramsci, che dice che la lingua è una concezione del mondo che cambia forma rispetto al contenuto, quindi che noi contribuiamo a costruire tutti i giorni col nostro essere nella relazione all'interno di una comunità. Quindi il filo conduttore della nostra serata è proprio quello della lingua, cultura e identità, che voglio rafforzare, perché secondo me in queste serate avremo modo di vedere i diversi aspetti in cui la cultura si manifesta e crea l'identità, e dove appunto possiamo costruire non solo l'identità presente, ma soprattutto contribuire alla costruzione dell'identità futura. Io ringrazio molto la Proloco perché come sempre fa tantissimo per la realizzazione di queste serate. Ringrazio anche Jean che ha contribuito a creare questa bellissima rappresentazione, locandina di questa giornata, perché so che ha contribuito come sempre, e ringrazio il nostro relatore per essere venuto, e tutti quanti, e soprattutto voi. Grazie a tutti. Presentiamo Bartolomeo. Allora, vabbè, poi si presenterà da solo. Comunque è un linguista, appassionato e studioso di lingua sarda. Ha insegnato lingua sarda un po' in tutta la Sardegna, come dice lui, e anche all'università. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni e perché è stato chiamato. Allora, e soprattutto come ci è venuta l'idea di tutta questa manifestazione. Allora, noi avremmo dovuto fare una cosa incentrata sulle migrazioni. Poi però parlando Damiano, appunto il presidente della Proloco, ha detto: oh, ma lo sai che mi è successo? Stavo portando in giro il cane e ho sentito i ragazzini nel campetto che si chiamano tra loro in questo modo strano. Ho detto come si chiamano? Si chiamano bro, ma ti rendi conto? Si chiamano bro, quindi noi stiamo praticamente perdendo a grandi passi tutto, cioè anche l'italiano stiamo perdendo, non soltanto il sardo. Comunque insomma da questo aneddoto è venuto fuori appunto tutto questa cosa che abbiamo fatto, ed è per questo appunto che abbiamo chiamato Bartolomeo Porchetto, che ora parlerà di lingua sarda. Grazie. Stavo pensando, quasi quasi mi siedo qua davanti a voi, certo, così siamo più vicini e possiamo anche fare una chiacchierata. Potete interrompermi quando volete. Intanto vi saluto, salute a tutti, benennitos, come te si narra in sardo. È un piacere manno per me essere in Oga stasera. Torro grazie a Brogusto, a Saproloco, a Mimma che ha fatto con me su Parizza Bortas, a suo sindaco che è bene tu a mi presentare, e a tutti voi, a suo presidente di Saproloco, e a tutti voi che si perdendo qualche minuto di tempo su per mi ascoltare. È importante fare dare in sardo, nessi a inizio, però valorizzare la lingua nostra, però fa capire che esiste di ancora. Da poi sì, la facciamo finza in momento come in gusto istituzionale, se è andata ancora mezzo su, che la lingua deve essere pro forza fatta entrare in cui chi sono
in cui ci sono queste istituzioni, che noi come ha anticipato in Sara Mimma, stiamo perdendo la lingua nostra, la lingua sarda, ma la stiamo perdendo che non abbiamo saputo la forza politica proprio per la far entrare entro le istituzioni, entro le scuole e entro la pubblica amministrazione. Altre realtà territoriali, come la Catalogna, come il Paese Basco e altri luoghi, in cui la minoranza linguistica sono resistiti a far entrare la lingua minoritaria e il suo contesto territoriale e statuale in queste scuole. Quando noi viviamo giovani, piccini, andava bene pensare a dare dentro il domo, però come fai dare la lingua intro e domo non è più sufficiente. Capite, quando in una ida non si fa più su sardo, ma saneghe non è di questa istituzione, saneghe è di questa famiglia e noi non si fa da questa lingua. Ecco, io, come ho fatto un esempio meda banale, ho pubblicato libros in sardo, scritto in sardo, e lo ho regalato a sorella mia, che è sardofana come te a me, noi in domo facciamo tutti in sardo quando nos vediamo. E essa mi ha dato ho appoleato una mattana niedda, una volta può leggere sul libro scritto in sardo, che non sono abituata a leggere in sardo, semplicemente. E immaginate voi sa volta che potete leare uno a iscrivere, però tanto issa non iscrive, noi si facciamo in sardo, però quando mi deve mandare un messaggio in WhatsApp mi lo manda in italiano, che non rischia di scrivere in sardo. Ecco per i test importante a far entrare la lingua in queste scuole. La lingua sarda è entrata in queste scuole sardas in parte, in questo senso che io ad esempio su diploma sono abilitato a insegnare la lingua sarda, sono un docente di lingua sarda, però non ho cattedra. Capite, non esiste questa cattedra di lingua sarda, esiste solo la cattedra di lingua sarda in Università di Tattari e in Università di Castello, in queste due università. Pensate che la lingua sarda in Università di Tattari, la cattedra da chi tenia da Massimo Pittau, non è stata più posta a concorso, quindi non è stata più bandita. E alle aree su posto di Pittau in Università di Tattari è andato uno addirittura chi non fa da su sardo, non è sardofono, provvisoriamente. Questo provvisorio da voi è diventato definitivo. In Castello è preso manco la stessa cosa. Pertanto noi siamo su docenti di lingua sarda, però non abbiamo su cattedra, capite, in superiore, in scuola del sosatero grado, non è obbligatoria la lingua sarda, è solo facoltativa, e pertanto noi lavoriamo a progetti. Immaginate se si scuola è stata organizzata tutta canta a progetti, cioè progetto che renare le chideo andò a lavorare in una scuola per un certo numero di ore, devo presentare il progetto, anzi si scuola presenta il progetto a questa regione, poi questa regione finanzia la scuola per questo progetto presentato, poi a fine progetto, una volta che devo relazione tutto quanto questo che ho fatto, si scuola mi paga, ma se io sono un professionista non posso lavorare a progetto, capite, sul resto dell'anno come ti fate a mandicare? Cioè non si può lavorare a progetto. E così scuola in Sardegna è a progetto. A progetto è, secondo il punto di vista mio, una leada in giro. È proprio un modo per narrare, noi si posamo dato la lingua sarda in questa istituzione, però non è vero, non si può. Quindi per essere un insegnante bisogna essere un professionista, come in tutte le professioni di questo mondo. Se no noi siamo insegnanti, però non tanto di serie B ma di serie C. Immaginate che si può imparare, o si può più imparare, si può scoprire di nuovo sopra la lingua, se uno non è un professionista, se uno non è un studioso, se uno non è un ricercatore strutturato, non si può imparare proprio nulla. Siamo solo dei come passamano e persone che tentano di fare qualche cosa ma non si può fare proprio nulla. Ecco, questa è la situazione che c'è in Sardegna.
questa situazione è una situazione politica e via, cioè è solo una questione politica. Questa situazione da voi reale, con sa gente, se noi andiamo a preguntare, a me è capitato in mera piazza a ragionare con sa gente, di preguntare, è diversa, che sa gente chiede sa limba, sa gente si rende da conto che sa limba sarda è una cosa importante meta, come sa cultura che è sempre legata a sa limba è una cosa importante meta, sa gente la chiede, però sa istituzioni non sono legate in questo momento a su chi chiede sa società, non va da un collegamento diretto e pertanto non bisogna questa pretesa dai parte del suo rappresentante istituzionale e nostro in sul confronto sul governo italiano. Capite? Questa materia che viene contrattata con il governo italiano, non deve usare questa competenza esclusiva in questa materia. In tutte le scuole di Sardegna, su sardo e la cultura sarda deve entrare come materie obbligatorie pro legge. E quindi bicchiere di una legge, bicchiere di una contrattazione con il governo nazionale, che però non è mai arrivata. Ecco come serrato sul capitolo dessa lingua sarda, possiamo inizialmente a questionare le culture sarda e poi la cultura sarda è importante per noi, ma non solo per noi. Allora, cambio registro, parliamo in italiano. Va bene? Va bene in sardo? Sì. E tanto sigo a fare dare in sardo. Anda bene su Mattesso. L'ultimo libro che ho scritto è questo che ho fatto idere come e si intitola Tutte le strade portano a Tubula. Bitende del senso questa Y greca è entrata in alfabeto latino in tundu a su primo secolo in antisi di Cristo e questa è una Y che noi in scuola italiana per chi fa che latino leggiamo sempre come una I in modo però sbagliato che sa Y greca traslitteraia in altro tempo sempre sa U mai sa I fu una Y infatti. Quindi noi siamo manteso in questa memoria storica, ma soprattutto in suo volume di questa scuola, sempre questa Y come una I. Però tanto è successo che noi per tradizione abbiamo chiamato, abbiamo cramato su mare che inghiria da Sardegna come te mare Tirreno, su mare Tirreno, e te grenare Tirreno. Se noi andiamo a fare una chirca etimologica, sopra su numero Tirreno, non andiamo a per un luogo che Saradichina, Tir, non gioca proprio al luogo, non grenare nulla, non vada per aula a chi non giuttano a comprendere il grenare Tirreno. Se invece leggiamo su questa Y come Turreno, tanto sa cosa cambia? Che su turru o sa turre sono elementi che sono a corso a noi, a sa cultura sarda. Sa turre e schimus i testi su sa turre nuragica, che si in antichità inizialmente a turres. Su turru invece i testi. Su turru è uno narramo su fuste, bastone di comando di Sudirso che ancora oggi mantiene in mano su Papa e sovvinza altro sacerdote di altre religioni. Sudirso veniva quindi chiamato Tursu in latino, Tursus, veniva chiamato Tursos in greco e viene riportato da voi in tutta quanta bibliografia come italianizzato come Tirso. Noi pertanto abbiamo su Rio che passa da proprio sotto Ardauli, su Rio più importante di tutta canta Sardegna, che chiamiamo su Tirso, ma il tegrenare Tirso, non tegrenare proprio nulla a Tirso, non giuga proprio per un luogo. Chi ha fatto una ricerca etimologica sopra la parola Tirso non è stato dal luogo, è primato proprio in cue. Se noi andiamo a fare una ricerca sopra la parola Tirso, come l'abbiamo fatto sopra la parola
Tirrenus, capite, Tirrenus fu scritto inizialmente come Tirsenus o Tursenus, sempre con questa Y iniziale, tanto le cose mutano, cambiano. Dobbiamo comprendere, a Berzo solo una parentesi, che in antichità, innanzi dell'introduzione, questa scrittura di queste consonanti doppias, gemellas, gemeddas, come si narra in sardo, una consonante forte come poteva essere sa R veniva da doppiata, veniva da forticata con un'altra consonante, ma non con samatessi. Pertanto noi esagattiamo in questa scrittura antica Tursenus e agattiamo inizialmente a Turrenus, quindi questa S non è stato che sta forticamento dessa R che beste a inizio. In altre paraulas, su Tirreno, su mare Tirreno si leggia da Turreno e su Tirso nostro, su Rio più umano d'Ottacanta Sardegna si leggia da Turru, quindi su Turru. A questo punto dobbiamo scrivere su Turru, ma è estremamente facile alle scrivere che noi siamo su un udur che è caratteristico proprio della Sardegna che è su Durrone. Su Durrone è questo udur che viene fatto dai su bianco del so, dai su mele, dai su amendola che viene di miscrada, proprio con un fuste manno lungo, quindi un labiolo, e questo è su Durru, proprio su Durru, che ancora è abbarrato come per aula proprio in questo elemento della tradizione sarda. Sadurra da poi sadrudda narramos in certo luogo si narra ancora turra al femminile narramos come femmina capite su durro potete essere ambivalente, potete essere maschio e potete essere femmina, e maschio quando noi lo guidiamo a sa parte concava convessa e femmina quando lo guidiamo a sa parte concava, quindi abbiamo un elemento che potete essere maschio e femmina su stesso tempo. Comunque la cosa più importante in antichità è che questo turro su fuste de comando fia in mano ai gustosi che furono i sacerdoti dell'antichità. Tanto se noi si ischimo su Rio sino a Turru e andiamo da poi all'Urrisalina, andiamo a tornare a piegare controcorrente dai mare a Benasa de su Dirso, resistimo a gattare toponimos o villaggio medievale che si narrano a Turrana, come questo che vivuti vicino a Sorradile, Turre fu una trabidda su Mattessi sempre serente su Rio Tirso e Gaisichete, e quindi agattiamo su vita sottoponimos chi ana su Mattessi, sa Mattessi raichina de su Tirso, de su Turru. Quindi questo Turru da poi veniva da tempo in antichità dai suoi sacerdoti come Fumisinende, e uno dei suoi sacerdoti veniva da proprio da Saturno, fu di su Saturno, e Saturno in sardo viene tradotto come Sadurru, esattamente proprio per tornare a numenare questo fusto di comando dell'antichità. Saper aula da poi sottoponimos e coronimos legato a Sadurru in Sardegna sono ispartos in tutta Cantasisola. Noi lo sagattiamo dai su Cagliarittano vincamente a Sacadura. In ogni luogo beste saper aula Turru oppure beste saper aula Zurru a secondo dessos logos. Su Turru e su Zurru fu di finzas legatos a Sasabbas, praticamente fu di Sabena che sia dai Sarrocca su Turru che rappresentava proprio l'elemento della Sasabbas, che noi in Sardegna abbiamo una cultura della Sasabbas forse più smanna di tutto quanto sul Mediterraneo, ha avuto una cosa che non apparteneva da proprio come cultura, tant'è che noi ancora oggi abbiamo su Sasdiese de Saghida, come ad esempio su Sabato, che è dedicata proprio a sa purificazione con sabba del suo corpo, su umano, interiormente e finalmente esteriormente. Su sabato che è legato a su sabato e quindi a sabato che veniva da salire a pustis de Sagenavora. In inglese, ad esempio, questo su sabato viene chiamato Saturday e torniamo a su Saturro, ad Asumattesi Raidina, de su Sadurro, de Sudurro nostro, che abbiamo in Sardegna. Pertanto, su Dirso Benedi legato a sa cultura della Sabbasa. Infatti è su Rio più importante di tutta la Sardegna. E
sa sorgente, sa benazza, de su dirso, nascene proprio in su punto in ue oe innanzi se bevuti su santuario in uragico ma oe beste proprio sa grecia de santo Saturnino e quindi torniamo sempre a su Saturno sa chiesa de santo Saturnino in sa comunese de Bultei e de Benetutti proprio all'Acana tra un comune e Satero ecco in cui nasce proprio su dirso nasce proprio su Rio Dirso Turru che da poi andrà a sfogare sul golfo di Aristanis. Pertanto abbiamo una cultura ad eseguo di questo nome e finza una tradizione che abbiamo su manteso finzamente a sadie nostra. In questo libro che Deo ha scritto su tutte le strade portano a Tibula sa strada principale in Sardegna fiano dando Battoro, due che andavano a un'ale a Satra, a est e a ovest di Sardegna e seguivano sa costera nord-occidentale o nord-orientale e due che passavano proprio in mezzo a Sardegna. Una dei gustas strade che andava da Olbia a Castello e passava in mezzo a Sardegna seguia da buon tratto proprio su Dirso e lo seguia su Dirso e giumpaia da su Dirso cioè brincaia su Dirso baricaia da su Dirso proprio in Oghe in questa zona di Noghe ecco per questa zona si narra da Barigato che avete baricaia da brincaia da su Rio che fu di importante su primo anno di 8 canta Sardegna ma per questo non è abbarrato su Durru sonende commente numeri di su Dirso e noi siamo su mantesi solo su numeri invece in stranzo adesso che non hanno comunicato su greco in antesi e su latino su appustisi no abbiamo parlato che abbiamo su perdito in sa cultura nostra sul senso complessivo della Sardegna sul senso istatuale della Sardegna pertanto questo rio veniva da voi chiamato Rio Manno secondo la località, se avete avuto su Rio più Manno, però sul concetto del tirso, del turru generale prodotto a Sardegna, questo l'abbiamo su perdito. L'abbiamo su perdito che noi se non abbiamo saputo più su un'entità statuale in storia. Abbiamo saputo un'entità statuale in su Medioevo, però come teschimo in su Medioevo, vai da Battoro e Regnoso, giudicales che viene poi uno contro Satiro in altra speraulosa, quindi sempre in guerra uno contro Satiro. Ecco, quindi noi siamo su perdito su senso identitario pensato di gustoso logos, in questo caso che su Rio Dirso, chi fu di importante e chi fu di da voi mitologico, rappresentava proprio sa mitologia antica, come simbolo de comando dell'antichità. Mi primo che pro ascoltare qualche pregunta che mi potete fare, da voi magari seguiamo a faidare. Se azzi qualche pregunta da fare, pro non fare un monologo, da voi magari qualcuno di voi si trova pure ascoltando. La radice di Barigato, non ho capito bene. Allora, la radice di Barigato, varicato è l'imperativo futuro latino varicato, che significa poi che tradotto in sardo viene ad essere dovrai varicare, cioè asa barigare come imposizione, cioè tu dovrai varicare il tirso, ecco questa è l'imposizione. Poi barigato significa anche dopodomani in sardo, cioè c'è anche dopodomani, ha diversi significati, quindi barigato è un avverbio di tempo, dopodomani, che invece non c'è in latino. Il latino dopodomani è scritto in altra maniera, in diversi modi, ma non come barigato. Barigato poi è anche un'espressione idiomatica sarda, propriamente sarda, e quando uno ad esempio ci chiede qualcosa che in futuro sarà molto difficile realizzare, noi diciamo in sardo barigato, come dire, barigato, non arriverà mai. Ecco, c'è anche questa espressione. Questi sono i tre significati del termine barigato.
Il significato toponomastico del barigado significa proprio varcato, cioè barigado. Barigado poi deriva da bares, la radice di barigado è bares. Bares era in antichità l'imbarcazione leggera, quella fluviale soprattutto, e quella lacustre. E bares era anche una divinità nell'antichità. Bares noi ce l'abbiamo in tantissimi toponimi, nella Sardegna anche coronimi, ad esempio le baronie hanno la radice proprio in bares, che so, Barumini, Baressa, ci sono tantissimi toponimi legati a Bares in Sardegna. Bares i greci lo hanno adottato anche come divinità equivalente a Marte, se fatta fuori quella B iniziale da Ares, quindi Ares non è nient'altro che poi la parola a cui poi i greci hanno tolto per afedesi la B iniziale, ma in origine era Bares. Quindi Bares rappresenta proprio il fiume, ecco perché il territorio si chiama barigado, significava propriamente varcare il fiume, cioè attraversare il fiume nelle acque, quindi bisognava passare sulle acque per andare da una sponda all'altra di un fiume o dalla sponda all'altra di un lago, di uno stagno. Anche Aristanis non è nient'altro che Baristanis. Ad esempio noi abbiamo l'unico lago cosiddetto naturale della Sardegna, che è il lago di Baras, che ha la stessa radice del barigado. Sono sempre legati all'acqua questa radice e questi elementi. Parlo degli stagni perché lei mi ha fatto questa domanda. Sì. Ma da quando si conosce barigado come termine riferito a questa zona? Ma io credo da sempre, perché le spiego. Il sardo è una lingua sillabica, cioè ogni vocale è legata ad una o due consonanti, come una catena. Pertanto spezzare questa catena è molto difficile, cioè non è una lingua che cambia con l'evoluzione dei tempi, è una lingua fossile, è rimasta intatta per migliaia di anni proprio per questo motivo qua. Quindi il barigado, il nostro barigado è rimasto così, secondo il mio punto di vista, migliaia di anni. Perché? Perché io ho fatto una ricerca toponomastica dei termini che hanno la radice sarda in tutto il Mediterraneo, prima dell'intervento dei Romani, cioè prima che i Romani conquistassero il Mediterraneo, le coste intorno al Mediterraneo, ci sono gli scrittori greci che raccontano le loro storie, raccontano i loro fatti e descrivono i territori. Quando descrivono i territori della Grecia, dell'Anatolia antica, del Nord Africa e degli altri posti, danno i nomi a questi territori, prima che i Romani li conquistassero, quando è stato il loro tempo, la loro cultura. Ecco, questi territori sono scritti in sardo, non sono scritti in greco. Perché riusciamo a capire che sono scritti in sardo e non in greco? Semplicemente perché il greco e il sardo sono due lingue dissimili, completamente diverse l'una dall'altra, appartengono a due rami diversi. Il greco è una lingua addirittura proveniente, secondo le ultime scoperte, dal Caucaso. La lingua più vicina al greco infatti è l'armeno. Invece il sardo è una lingua romanza che appartiene all'Europa occidentale, pertanto le due lingue sono del tutto differenti anche dal punto di vista sintattico. Noi abbiamo una lingua strutturata per articoli e per preposizioni, i greci hanno una lingua strutturata per casi, cioè il nostro articolo, la nostra preposizione è inserita nel morfema nominale nell'ultima parte della parola, del sostantivo, dell'aggettivo, del pronome greco. Ecco qual è la differenza principale. Poi tutte le parole, le più comuni, dal tavolo alla sedia, al pane, tutti gli oggetti quotidiani, in greco sono del tutto diversi rispetto al sardo, rispetto alle lingue romanze. E quindi è relativamente facile capire se un toponimo ha una provenienza sarda o una provenienza greca. Cioè facciamo il DNA alla toponomastica. La linguistica serve anche a questo. Faccio un esempio banalissimo. Il termine cubito, cubitum in latino, era l'unità di misura dell'antichità.
Si chiamava in questo modo perché andava dal gomito alla punta del dito medio e misurava 44,44 cm all'incirca. Il cubitum, come tutte le parole, prendono il nome da un elemento fisico, da un elemento anatomico, in questo caso dal gomito, che in sardo si chiama cubitum. Quindi cubitu in sardo, cuitu, poi con tutte le diverse varianti della lingua sarda. Comunque fondamentalmente diventa cuitu, cubitu. Gli inglesi hanno adottato come unità di misura il cubitu fino a poco tempo fa, prima che passassero anche loro al sistema metrico decimale. Però per loro il cubit, come lo chiamano, è solo l'unità di misura, perché il gomito in inglese è chiamato in altro modo, è chiamato elbow. Pertanto noi siamo sicuri che non sono stati gli inglesi a dare il nome a quell'unità di misura, ma possono essere stati solo i sardi, perché quell'unità di misura ha preso il nome dall'elemento fisico anatomico che è il gomito. Non so se sono riuscito a spiegare la questione. Scusate. Buonasera. Il video non diventa barricato, ma diventa partaricato, tenersi nel peso. Sì, su qualsiasi senso, capite, a parte il territorio, soprattutto nel Medioevo, era diviso in curatoria o partes, quindi la curatoria, che era anche la curatoria del barricado, poteva essere chiamata anche partes, quindi diventava parte del barricado, cioè sarebbe una parte dello Stato, in altre parole. Un altro esempio che so della Grecia è l'Arcadia. Arcadia è una delle regioni più famose della Grecia antica, e con l'Arcadia la radice di questo toponimo è l'arca o l'arco. E con l'arca e l'arco, entrambi in greco, hanno un altro nome, non hanno il nome dell'Arcadia. Quindi i greci hanno adottato questo nome, lo hanno preso da chi in precedenza era stato lì, in quel territorio, e ha dato il nome a quel territorio. Ma di questi esempi ve ne possono fare tantissimi nella Grecia antica e anche nell'Anatolia. Quasi tutta l'Anatolia antica ha nomi sardi, ha nomi propriamente sardi, che so, la Licia, che noi vediamo scritto con Licia nei nostri libri di storia, in effetti quella Licia era scritto con la Y iniziale e la CI più vocale si leggeva come la nostra velare, quindi diventa Luchia, non Licia. Luchia è un nome propriamente sardo. La Lidia, ad esempio, non era scritta, noi oggi diamo il nome di Lidia alle nostre giovani per dire, però la Lidia nell'antichità era scritta sempre con quella Y iniziale nella prima sillaba, e la D più I più vocale all'interno di parola si leggeva come la nostra S sonora, quindi diventa Lusia, non è più Lidia. Allora, se io leggo quei termini in modo corretto, così come erano pronunciati nell'antichità, mi cambia completamente il nome, mi cambia il mondo, perché Lusia ha un altro significato. Lusia era la divinità dei tintori dell'antichità, quindi anche Omero chiama quella terra dei Luxion, la capitale della Lidia anatolica, della Lusia anatolica, come deve essere effettivamente pronunciata, era Sardes, cioè rappresentava la Sardegna, era sardo, era un nome sardo, quindi era una trasposizione di nomi di luogo dalla Sardegna verso altri lidi. Questo è accaduto in un periodo precedente alla cultura, e non viceversa, precedente alla cultura greca, perché i greci hanno iniziato a navigare intorno dall'8° al VII secolo a.C. verso occidente, quando hanno conquistato i porti nell'Italia meridionale, le città dell'Italia meridionale, chiamate poi Magna Grecia. Ecco, prima della cultura greca, la cultura dominante che va dal Neolitico fino alla fine del Bronzo era la cultura sarda. Quindi noi troviamo i toponimi sardi in tutto il Mediterraneo, non solo in Grecia, non solo nell'Anatolia, ma anche nell'Oriente, ma anche nel Nord Africa. Riusciamo a capire che sono sardi facendo il DNA a queste parole, cioè riusciamo a capire che sono sardi perché non sono greci, semplicemente, perché i romani ancora lì non sono arrivati solo successivamente, e i greci avevano dato il nome già a quei territori, chiamandoli in quel modo lì. Ecco perché riusciamo a capire che sono sardi e non sono greci. E poi ovviamente la ricerca deve essere
aperta a tutte le altre anche discipline, pertanto ci aiutiamo in questo modo non solo con la linguistica, ma ci aiutiamo con l'archeologia, ci aiutiamo poi con la genetica nei nostri giorni e così con altre discipline. Per cui riusciamo a fare una ricostruzione, certo non fedele perché sono passati migliaia di anni, però riusciamo a capire fin dove la cultura sarda dell'antichità è andata in quei luoghi. Oggi noi abbiamo un patrimonio archeologico immenso, è qualcosa di pazzesco. Se andiamo a considerare le Domus Deianas, cioè tutto quello che riguarda sempre dal Neolitico fino alla fine del Bronzo, perché poi la nostra cultura è decaduta alla fine del Bronzo. Però in questo periodo storico, che non è breve, è lunghissimo, stiamo parlando di migliaia di anni, ecco, se noi andiamo a sommare i nostri monumenti megalitici, le nostre Domus Deianas, i pozzi sacri e quant'altro che riguarda quel periodo storico, e li mettiamo su un piatto di una bilancia, per poter pareggiare con l'altro piatto della bilancia dobbiamo mettere tutto quello che c'è intorno al Mediterraneo. Ecco, questo è giusto per avere l'idea di quella che era la potenza della Sardegna nell'antichità, quella che era la nostra forza, anche culturale ovviamente. Però appunto questa è tutta una ipotesi. Beh, queste sono prove, no, non sono ipotesi, sono proprio prove. È difficile, per esempio, per me, riuscire appunto a capovolgere la situazione, certo. Appunto la cosa, come la si è studiata, come la si sa ufficialmente e come la sta raccontando lei, ecco. Cioè, vabbè, niente, così. Per me è un po' difficoltoso. Sì, prego. Credo che lei conosca la storia degli esami metallografici che sono stati fatti dall'Università di Stoccolma sulle spade, su 72 spade vichinghe, e conoscerà anche i risultati, suppongo. Sì, non ho approfondito il tema, però le conosco. Ecco, su 22, se non sbaglio, di queste spade è stato trovato nell'Elsa il rame che è stato attribuito alla miniera di Gadoni. Sì. Allora, e allora Ryanair non c'era, che era stato e questo è inconfutabile, credo. Certo, infatti le stavo dicendo poco fa che questo genere di discipline poi sono scientifiche, sono precise, quindi attraverso l'analisi di questi materiali si riesce a capire esattamente da dove proviene quel determinato materiale. Di recente alcuni archeologi hanno analizzato delle ciottole che sono state rinvenute nell'isola di Cipro. Analizzando il materiale si sono accorti che quel materiale non proveniva da Cipro, sono andati avanti con la ricerca e sono arrivati poi a destinazione e hanno capito che quel materiale addirittura proveniva dal nuraghe Arrubiu di Orroli, quindi sono riusciti anche ad arrivare alla destinazione, al punto di produzione di quel materiale. Pertanto questo ci fa capire il percorso che ha fatto quel materiale, e certo non è volato come sta dicendo lei con Ryanair, ma ci è arrivato tramite proprio delle comunicazioni, quindi noi oggi non immaginiamo quella che era la nostra potenza, proprio come ha detto Mimma poco fa, perché non l'abbiamo studiata, perché queste cose non le conosciamo, perché non abbiamo professionisti che vadano a indagare su queste cose, perché quella ricerca fatta sulle ciottole, anche quella ricerca di cui sta accennando lei, è stata fatta da archeologi di altre località, non dai nostri, quindi nessuno dalla Sardegna è andato poi a Cipro per investigare, per cercare ulteriori prove, semplicemente perché non abbiamo la forza per poterlo fare. Noi abbiamo pochissimi archeologi che si dedicano alla nostra cultura, abbiamo però riempito dall'altra parte le università di latinisti, di specialisti nella cultura fenicia, punica, di etruscologi e così via, che cercano di portare l'acqua al proprio mulino, giustamente quando trovano degli elementi che sono, diciamo,
che possono appartenere ad una cultura oppure ad un'altra. Quindi è molto difficile, anche in linguistica è molto difficile andare a fare un'analisi se non si conosce bene la lingua antica, perché si può scivolare tranquillamente, è molto facile anzi scivolare, però se si hanno determinate competenze si riesce a fare il DNA a determinate parole, si riesce a capire per questo che queste parole provengono dalla lingua sarda e non dalla lingua greca o da altre lingue. Io ad esempio ho fatto una ricerca che ha fatto capovolgere il mondo della linguistica, cioè gli ultimi 150 anni cosiddetti della linguistica moderna. Perché? Perché ho scoperto che il latino che si studia oggi nelle scuole è una lingua costruita a tavolino, è una lingua artificiale, cioè una lingua fatta per volere dei romani che volevano unire la loro lingua di Roma a quella del greco. E ci sono tutte le prove storiche e poi soprattutto prove linguistiche, perché la linguistica è una scienza. Se noi non consideriamo come prova quello che viene fuori dalla linguistica, non dobbiamo neanche considerare la linguistica come scienza. Ma pensate che faccio un salto indietro per andare a parlare della lingua comune, sarda. Noi abbiamo parlato tantissimo del Salimba comune, cioè Salimba comune in Sardegna è stata costruita a tavolino. Io ho seguito tutto il percorso perché ero un linguista, ero lì vicino a quelli che Renato Soro a suo tempo ha chiamato nella regione autonoma in Sardegna per creare una lingua statuale sarda, e quindi ho visto come è stata costruita. Ma poi ho anche studiato la lingua antica, la lingua della Carta dei Lugu, e mi sono accorto che la Carta dei Lugu è una lingua costruita a tavolino, è una lingua artificiale. Per cui quando si riescono a capire determinati meccanismi di costruzione di una lingua è facile costruirla, è facile anche smontarla come le Lego, esattamente come delle Lego. Ecco, la stessa cosa è accaduta ai Romani. I Romani hanno conquistato il meridione dell'Italia dove erano presenti le colonie greche e loro erano affascinati dalla cultura greca. Infatti i soldati romani avevano l'ordine di non uccidere i letterati greci. Alcuni di questi letterati sono andati a Roma e uno di questi, il più importante, quello che poi è rimasto nella storia ed è stato citato da Tito Livio, era Livio Andronico. È andato a Roma ed è stato il primo, nel 240 a.C., a presentare la prima opera teatrale in lingua latina comune, cioè quella che noi chiamiamo il sardo comune, in lingua latina comune. Pertanto è relativamente semplice capire i meccanismi di costruzione di questa lingua, semplicemente perché la radice del latino è uguale a quella del sardo. Ma quando dico uguale, cioè il latino è uguale al sardo, in tutto e per tutto, negli avverbi, preposizioni, in tutto e per tutto, nei tempi semplici, poi i tempi composti lasciamo perché sarebbe un discorso complesso da affrontare. Comunque i tempi semplici sono uguali, spiccicati a quelli del sardo. Cosa cambia allora? A parte qualche costrutto verbale, ma quello che cambia fondamentalmente è il sistema sintattico. I romani, per poter tradurre i testi greci dell'antichità, perché erano affascinati dai greci, creano una lingua statuale inserendo il morfema nominale greco nella radice sarda dei nomi. Non so se riesco a farvi capire l'esempio, però vi faccio un esempio banalissimo. Alla rosa, quella è la parola più facilissima, più facile volevo dire da prendere come esempio. Ecco, diventa rosae. Quel morfema finale ae contiene la nostra preposizione e il nostro articolo. Quindi alla è contenuto in quel rosae, in quella parte finale del nome. Esattamente come succede nel greco. Quindi il morfema nominale del greco viene inserito nella lingua latina. Questo come si fa a capirlo? È relativamente semplice, perché i casi presi dal greco sono uguali a quelli del latino, però le due lingue sono completamente diverse, cioè non so se rendo l'idea, cioè il greco e il latino sono due lingue completamente diverse,
Pertanto non esiste in natura una lingua che abbia il morfema di un'altra parte del mondo, qual era quella orientale, e la radice invece occidentale. Quindi questa lingua ha un precedente anche nella storia, ecco perché i romani lo hanno adottato. Dobbiamo anche contestualizzare il periodo storico. Ha un precedente in Alessandro Magno, che conquista la Grecia, tutte le città che fino ad allora si erano combattute le une contro le altre e che avevano dialetti differenti, conquista la Grecia e crea la prima lingua comune, che chiama Koiné. Questa lingua viene chiamata anche greco-alessandrino. E anche una certa fortuna, perché poi questa lingua viene adottata dai letterati e si sviluppa in tutto il Mediterraneo come lingua franca, come può essere oggi l'inglese. I romani hanno questo precedente storico e lo vogliono imitare. Però che cosa succede? Succede che i greci avevano messo insieme dei dialetti che erano intellegibili, come può essere il logudorese con il campidanese, che sono inseriti nella carta di Lugo. Noi prendiamo la carta di Lugo e troviamo il logudorese e il campidanese nella stessa lingua. Un linguista se ne accorge, riesce a capire qual è l'elemento campidanese e qual è l'elemento logudorese. I romani però mettono insieme due lingue completamente diverse, quindi creano un ibrido incomprensibile alla totalità delle persone. Solo chi aveva un'istruzione di grado elevato, per grado elevato intendo universitario attuale, poteva utilizzare quella lingua nella scrittura e anche nel parlato, perché poi tutte le lingue si possono parlare una volta che si imparano. Io ad esempio ho fatto un esperimento e ho fatto un giorno una conferenza in lingua sarda comune e tutti hanno capito, eppure stavo parlando in una lingua che non è una lingua naturale. Sì. Ce ne può dare un esempio di questa lingua sarda comune? Capite, in Sardegna cada dialetto non ha un dialetto, ma conti lingua di questa lingua sarda. Per me questa lingua sarda è questa lingua materna. Quindi che tu scrivi testo, che sul Gudorese, che si sta di Morteo, sul Campidanese, un'altra cosa. Però mi vuole dare un'altra cosa pure, a suo tempo di antenao, una laurea, sono orario, e che lingua che sta aiutando, non ti scrivo nulla? Tanto serro su discorso che è adentro in sospesi Sara, cioè dessa lingua. Quindi i romanos creano una lingua incomprensibile alla totalità dei suoi abitanti, alla totalità delle persone. Questa lingua non viene parlata se non da quelle poche persone che riuscivano a capire se in una frase quella parola doveva essere utilizzata come soggetto, come complemento oggetto, come complemento di termine o come altro complemento, perché solo chi conosceva perfettamente la grammatica poteva utilizzare correttamente quella lingua, altrimenti era impossibile, perché la sintassi era del tutto differente. Quindi questa lingua non viene parlata e ci sono le fonti. Ad esempio nel I secolo a.C. Diogene Alicarnasso dice che il latino non è né del tutto greco né del tutto barbaro, quindi dice chiaramente che c'è una lingua unitaria che è stata in cui è stato inserito un po' di greco e un po' di barbaro, per barbaro intendeva la lingua latina. Nel I secolo d.C., quando i letterati latini avevano perso il loro mecenate, con Augusto la lingua latina, quella scritta, aveva avuto il suo apice, la sua massima diffusione, perché venivano finanziati dallo Stato gli scrittori. Quando poi, subito dopo la morte di Augusto, sono subentrati gli imperatori cosiddetti generali che dovevano difendere con le armi l'impero dalle invasioni barbariche, ecco, allora questi letterati non vengono più finanziati e quindi diventano dei clientes, dei zeracos al soldo dei padroni. Uno di questi, Marziale, ad esempio, scrive negli epigrammi, nel prologo, chiaramente che gli avevano detto di non scrivere in latino, che doveva scrivere le commedie, doveva scrivere in volgare, e lui dice: ecco, un cattone non entrerà mai nel mio teatro, aveva detto. Per cattone lui si riferiva
Vecchio Cattone il censore, che era stato uno dei pochi ad opporsi alla ellenizzazione della lingua latina. Anche questa è storia. Nel secondo secolo d.C. Aulo Gelio, in occasione della posa di una lapide in memoria degli scrittori antichi Onevio e Plauto, dice chiaramente che a Roma nessuno parla il latino, e siamo nel secondo secolo d.C. Pertanto la tesi attuale, secondo cui dal latino si sono sviluppate poi le lingue romanze, è un falso storico di proporzioni titaniche, è un falso storico gigantesco, cioè, non so se resiste, è un falso. Le lingue romanze esistevano già da prima, non si sono sviluppate dal latino, perché il latino è nato come lingua morta. Il latino poi è stato preso come lingua scritta dalla Chiesa, che è subentrata poi allo Stato, ma come lingua parlata non è mai esistito. Ecco, questo è il risultato della mia ricerca. Ritornando a Salimba Sarda Comuna, Salimba Sarda Comuna è una lingua che ha la sua base nel logudorese. È stata presa un po' la letteratura, diciamo, la prima letteratura del 400, del 500, quella che si conosce, dei primi scrittori. Ecco, in base a questo si è costruita una lingua comune, mettendo gli elementi principali del logudorese e quelli del campidanese. I campidanesi fondamentalmente si sono arrabbiati perché c'era più logudorese in Salimba Sarda Comune. Nella lingua parlata quella che si avvicina di più è proprio la lingua del Barigado a Salimba Sarda Comuna. Pochi hanno studiato la Carta de Logu e si sono accorti che la Carta de Logu era una lingua comune, non era una lingua parlata, era una lingua scritta, statuale, creata appositamente per poter dettare le regole giuridiche del tempo. Eleonora d'Arborea, ma prima di lei il padre Mariano IV e gli altri che lo hanno preceduto, si sono posti il problema, perché nel loro stato esistevano 13 curatorie, tra cui quella del Barigado, e tutte queste 13 curatorie avevano una lingua propria, una diversa parlata rispetto alle altre, anche se erano intellegibili, però ritorniamo, non erano diverse come il latino con il greco, si comprendevano le une con le altre. Però quando si emette una legge, si emana una legge, ecco, Eleonora ha dovuto decidere: io questa legge come la scrivo? Faccio 13 carte di logo o ne faccio solo una per tutte e 13 le curatorie? La scelta è caduta su una carta di logo che andasse bene per tutti quanti. E quindi anche lì si è preso il bilancino, si è deciso come dovevano uscire i sostantivi, se dovevano uscire alla maniera logudorese o alla maniera campidanese, che so, omine, dobbiamo scrivere omine o omini al campidanese. L'uscita, ad esempio, le preposizioni, dobbiamo scrivere pro alla latino o dobbiamo scrivere po, o come si pronuncia in quasi tutta la Sardegna. Ecco, sono state prese per ogni singolo elemento della grammatica queste decisioni. Alla fine si è giunto ad un risultato, è stata creata questa lingua a tavolino, che è la lingua della carta di logo, però questo pochi l'hanno capito, semplicemente perché, ritorniamo al discorso di poco fa, nessuno l'ha studiata. Chi ha studiato la carta di logo? A scuola, intendo. Nessuno, perché non si studia la carta di logo. Pensi che la carta di logo non si studia neppure in giurisprudenza all'università a Sassari. È un testo che sembra così, è buttato, lasciato in disparte, ma è un testo importantissimo, perché sono tantissimi capitoli scritti tutti in sardo che riportano non solo la nostra cultura e le nostre tradizioni medievali, ma riportano soprattutto la lingua, come veniva scritta nell'antichità. Poi si vedono le differenze tra i testi della Carta de Logu, emanata sempre da Eleonora d'Arborea, e gli altri testi invece dei condages della zona di Oristano, che invece riportano più fedelmente la lingua parlata. Ecco perché si riesce a capire che nella zona di Oristano diciamo che i testi, quelli statuali, come ad esempio la Carta de Logu, ma anche anche i testi notarili, pure del Cinquecento, sono scritti in una certa maniera. I condages invece, che provengono dalle chiese, che hanno a che fare con gli atti, quelli più diretti con la popolazione, sono scritti invece nella variante locale, nella variante addirittura della persona che va a fare quell'atto lì. Ecco perché si riesce a capire che
la differenza è perché la carta di luogo è scritta in una certa maniera, invece i condages sono scritti in un'altra. Sì. L'idea di imporre la lingua sarda nelle scuole, per quanto sia un tentativo indegnabbile, davvero di difficile realizzazione. Però io userei uno stratagemma. Sì, continui pure, no? Ne approfitto per... Una delle migliori tradizioni sarde è la poesia improvvisata, no? Negli anni 50 c'erano 40 improvvisatori, c'erano dei più noti che cantavano, e oggi sono in via di estinzione. Bene, ma si potrebbe presentare un progetto che già nelle scuole medie, così come esiste le Olimpiadi di matematica, si può progettare le Olimpiadi di poesia sarda, di improvvisata, io credo che sia una cosa stimolante che possa aprire qualche prospettiva. Certo, tutte le iniziative sono degne di essere prese in considerazione se entrano nelle istituzioni, nelle scuole, come sta dicendo lei. Io ho un'idea di come introdurre la lingua sarda nelle scuole, ce l'avrei. Fino adesso è successo che si sono scontrati da una parte e dall'altra i fondamentalisti del Salimba comune, cioè quelli che vogliono introdurre la Salimba comune direttamente nelle scuole, e gli altri invece che vogliono dal canto loro la lingua locale. Io sono del parere che bisogna andare per gradi e così non si bisticcia almeno agli inizi, quando dobbiamo essere tutti uniti per poter ottenere questo risultato, perché solo con l'unità, solo con la forza si riesce a contrattare con lo Stato. Se noi andiamo divisi è ovvio che non riusciremo mai ad avere questa conquista. Però io penso che in tutti i piccoli centri della Sardegna, sono poi tantissimi territorialmente, e così potrebbe iniziare con la lingua locale, fin dove ci sono le scuole nel paese, che so, a Ardauli si arriva fino alle medie, giusto per fare un esempio. Ecco, ad Ardauli fino alle medie, cioè dalle scuole primarie, anche dalle scuole materne fino alle medie, si deve insegnare la lingua del posto, la lingua di Ardauli. Perché? Perché è importante, primo, mantenere la tradizione, mantenere poi tutto quello che è stato prodotto come lingua ad Ardauli, perché gli iscritti ci sono ugualmente, e poi per non gettare soprattutto un secchio di acqua ghiacciata addosso ai bambini, perché non riuscirebbero a capire con la lingua sarda, che è diversa dalla loro, quindi direbbero: ma che sardo sto parlando io, se sono di Ardauli invece arriva e mi impongono di parlare un sardo che non è mio. Ecco. Intanto c'è un diretto contatto con il sardo del posto. Poi quando i ragazzi di Ardauli devono andare ad Oristano alle superiori, è ovvio che non possono pretendere di imparare il sardo di Ardauli, perché si incontrano con gli altri ragazzi che provengono dagli altri paesi di Oristano, e quindi lì si utilizza nelle scuole superiori la macro variante, cioè si fa un percorso in più, un gradino in più, quindi si riesce a capire anche la lingua degli altri paesi, e soprattutto si capisce che la propria lingua non è quella giusta, cioè nessuno ha il diritto di dire: ecco, la lingua di Ardauli è quella giusta e io voglio che si insegni la lingua di Ardauli nelle scuole. Perché? Perché ci si confronta. Quando poi si va all'università e si diventa degli scienziati, allora bisogna conoscere questa lingua comune, perché abbiamo anche necessità di una lingua di bandiera che rappresenti tutta la Sardegna. Allora, all'università tu sei uno scienziato e devi studiare quella lingua lì. Ecco, io ho un'idea di lingua con questi percorsi che sono soft, quindi si arriva ad una lingua comune senza dover bisticciare con nessuno, e diamo così anche la possibilità alle minoranze che sono anche in Sardegna di studiare poi la propria lingua, come i galluresi, i sassaresi, eccetera, eccetera. Quindi si arriva poi ad una lingua comune in modo soft, molto leggero. La sua idea è un'idea molto elogiosa ma utopistica, secondo me, e le spiego perché. Perché oggi diciamo che
dalla popolazione, prendo di Ardauli, vedi un esempio qui per esempio, li ho contati, compreso la sindaca che è andata via, 22 persone su un paese di 700 abitanti, 0,22%, immaginiamo solamente questo. Oggi qui i genitori non sanno più parlare né il sardo nemmeno l'italiano, perché fanno un miscuglio talmente pazzesco che fa ridere i polli. Quindi il problema di arrivare a questa selezione si rende conto che è fantastico, però la lingua sarda, come lei ben sa, è sempre stata osteggiata dalla Chiesa, dalle istituzioni. Gli cito un esempio che lei conosce benissimo, la Mundana Gumedia, dei voti che Salvatore del Duale. Ma dove l'hanno messo sto poveraccio? L'hanno, periodo dell'Inquisizione, l'hanno ammazzato, l'hanno mandato. Ma si rende conto cosa difendeva questo individuo? La lingua sarda. Poi, prima non mi ha risposto alla domanda degli abitanti, diciamo, dei nuragici, perché mi interessa sapere se ci sono tracce di lingua. E un'altra cosa, perché non so questo mito anche dei Shardana, che si trova traccia però negli geroglifici di Ramses II, che aveva preso come guardia personale i Shardana, tante cose intrecciate ma che noi conosciamo male. Quindi la scuola è una cosa di base. Io ho parlato la mia lingua materna, che era il sardo. Io ho imparato l'italiano a scuola, non ho imparato il sardo. Ma oggi viceversa si rischia, non andiamo i ragazzi alla scuola che imparino il sardo. Ma dovrebbe essere la lingua naturale, la lingua materna. Ma io mi vergogno a questo stadio a livello culturale, voglio dire, bisognerebbe che molta più partecipazione, molta più coesione, perché la lingua crea una coesione sociale di base incredibile. Quindi io la ringrazio perché lei mi sta dando un sacco di informazioni e sono felicissimo di partecipare a questo tipo di riunioni. Però quando vedo, per me, non lo so, mi faccio tante domande, ecco. Io ho fatto tante domande in una, ma volevo cercare di capire e anche proporre forse dall'atto istituzionale in effetti che poi lei se ne dovrebbe andare ad Heidelberg, perché c'è una cattedra di lingua sarda ad Heidelberg. Cosa ci fa in Sardegna? Ha ragione, su questo aveva ragione. Su questo aveva ragione. Hai capito? Sì, c'è una cattedra di lingua sarda anche a Tokyo. Sì, io ho citato Heidelberg, ma si rende conto che certo, altro che se mi rendo conto. Disfacero totale. Io non è che sto facendo il disfattista, ma lo elogio lei che ha questo coraggio e veramente ci dà tutte queste informazioni e senza suonare del violino, io parlo in faccia così, ok? Sì, io la ringrazio per il suo intervento, le rispondo dicendo che la situazione è tragica, è forse più tragica di quello che di come l'ha accennata lei adesso, semplicemente perché fra una generazione, fra 20 anni, noi perderemo la lingua, perché non ci saranno più sardofoni, parliamo solo l'italiano, i ragazzi parlano italiano, vedono tutte le pubblicità, scritture, vedono solo italiano e basta. E perdere, secondo il mio punto di vista, perdere la lingua significa perdere l'identità. Noi sarebbe per me come buttare giù tutti i nuraghi della Sardegna. Nuraghi è la rappresentazione della nostra cultura e se perdiamo la lingua è come perdere tutti i nuraghi, buttarli giù. Li stiamo già lasciando cadere da soli. Sì, prego. I corsi dicono morta lingua, morto popolo. Sì, è proprio così. Non esisterà più il popolo sardo. Saremo solo italiani, ma anche di serie B, perché poi non siamo neanche legati alla penisola, per cui non saremo neppure italiani di serie A. Sì, prego. Sì, la prima cosa, grazie a lei per parlare in sardo, perché è la prima opportunità che ho avuto come straniera di sentirlo e capirlo, perché parla una persona da sola e non tutti insieme. E di questa prima parte che ha detto che è una questione politica,
assolutamente d'accordo, però questo della scuola è importantissimo, la scuola, la televisione, tutto questo, però credo che ancora più importante è parlare a figli a casa in sardo. Tante volte vedo sardiste che parlano tra loro, dei genitori, in sardo, però dopo il figlio in italiano. Questo non c'è assolutamente senso, perché quando noi i catalani abbiamo avuto tanta proibizione con la dittatura, la lingua è rimasta grazie a che a casa si parlava. Il bambino non sa parlare sardo, lo capisce perché l'ha sentito, però non sa parlarlo, e lo sa parlare questo pastore, l'altro pastore che è giovane però non vuole parlare sardo perché è una questione di pastore. Questo penso che è una cosa importante. E dopo questo altro della teoria o l'ipotesi del latino e del sardo è molto curiosa, questa teoria, perché porto tutta la vita dicendo che il sardo viene del latino, il catalano viene del latino. Assolutamente. E è possibile che a lei le interessa che a Barcellona c'è un gruppo di persone che fanno riunioni e parlano in latino, sempre in latino. Adesso stavo cercando una donna che dice: ho parlato 7 giorni in latino con 300 persone. Sì, è vero, ci sono questi gruppi che ancora sono rimasti. Sì. Questo è curioso. E anche c'è una persona che tu sai che il ballo catalano è la sardana, sì. E che difendeva che questa parola sardana viene del sardo. Sì. E ancora c'è un po' di connessione con questa teoria di certo. Ad esempio noi, adesso lei mi ha fatto ricordare proprio il significato di sardo, di Sardegna. Noi siamo sardi, abitiamo in Sardegna, ma non sappiamo che cosa significa sardo. Cosa vuol dire sardo, la parola, da dove viene? Come ho accennato poco fa, io sono riuscito a capire il significato di sardo andando poi a studiare la Natulia antica. La Lusia, dove c'era la sua capitale, la Lidia dove c'era la capitale, che si chiama proprio Sardi, Sardes, ma comunque sardo. Quel territorio Omero lo chiama terra dei Luxion. I Luxion significa terra dei lussuriosi. La lussuria era rappresentata principalmente dal colore rosso porpora. Per poter tingere un mantello porpora ci volevano un certo numero di molluschi che creavano proprio la tinta color porpora, e comprare un mantello color porpora nell'antichità era un lusso, e quindi ritorniamo proprio alla parola lusso, alla luxia. Il rosso era il terreno, era il materiale da cui si ricavava il rame. Il rame proviene soprattutto dalle miniere di materiale di porfido rosso, ha quella caratteristica. In natura, infatti, esiste una pietra preziosa molto ricercata nell'antichità, addirittura ho trovato una fonte in cui Claudio nel 41 d.C. mette in bella vista, insieme al suo mantello rosso, la sardonice, la pietra preziosa dell'antichità che acquisiva il suo valore intrinseco man mano che le sue striature si tingevano di rosso. Quindi la sardonice più era rossa e più aveva valore commerciale. La sardonice era scritta con la Y che abbiamo visto poco fa, quindi diventava sardonucce. La sillaba finale CE si leggeva come la nostra velare che, quindi diventa sardonucche, cioè nucche sarda, in altre parole. Quando noi riusciamo a fare il DNA a queste parole, riusciamo anche a capire il significato intrinseco di della sardonice. Quella sardonice veniva chiamata nucche sarda, cioè riferita la noce rossa, riferita al colore rosso, al colore rame. Dal rame poi si ricavavano le spade di bronzo insieme allo stagno, che erano poi le armi dell'antichità. Claudio, ad esempio, veniva chiamato, e lo dice questo Plinio il Vecchio, veniva chiamato Clausus,
perché quella D più I più vocale si leggeva in antichità come la nostra S sonora. Quella C iniziale era il rafforzamento della successiva L, una liquida che si spostava all'interno di parola, veniva chiamata liquida per questo motivo qua, quindi la parola Claudio, tradotta con le regole del tempo, diventa Lasiu. Il Lasiu è il cognome sardo, quindi Claudio, gli imperatori Claudi, le famiglie dei Claudi avevano il cognome Lasiu. Sulasiu che cos'è poi? Sulasiu non è nient'altro che l'agrifoglio, con le sue bacche rosse come la sardonice. Ritorniamo sempre al nostro colore rosso dell'antichità. Sull'asio, la foglia poi dell'asio, se guardata bene, ha le spine non solo sulla parte a punta, sulla punta, ma anche sui lati. Quindi è azzuda, giallazza, cioè le punte anche nei lati. De punta e de azza si dice in sardo, da cui poi è nato anche il cognome Azzori, Azzara e tutto il resto che riguarda l'Azza. La cosa però più curiosa è che Salasio sardo ha dato il nome al gladio, a Sulasio, alla spada romana dell'antichità, perché il gladio si legge proprio esattamente Lasio, secondo le regole del tempo. E quindi ritorniamo sempre alla Sardegna. Quindi il rosso è sinonimo di sardo. È una cosa bellissima. Pensate che in Sardegna c'era anche la Lusitania, come c'è, i lusitani sono i portoghesi, no? Come c'è nella penisola iberica, come c'è ad esempio nell'Andalusia, che Andalusia è Bandalusia, che sarebbe la Lusia di una parte della Lusia, e anche in Sardegna c'erano i lusitani che facevano capo al territorio sempre occidentale della Sardegna, centro-occidentale, e i Sardanus, che facevano capo sempre alla Sardegna occidentale, erano quelli del territorio di Sardara. Ancora oggi Sardara è chiamata in questa maniera. In Sardegna c'è stata una città, diciamo, fantasma, perché non è stata mai trovata da nessuno, anche se ci sono state diverse ipotesi, ed era proprio la città di Sardara. Perché? Perché veniva chiamata Lesa, ma con una lieve corruzione, perché quella città si chiamava Lusia, esattamente perché aveva il suo territorio di colore rosso. Se voi passate davanti a Sardara vedete proprio tutto il territorio circostante con le miniere di rame a cielo aperto, proprio per il suo colore rosso. Si chiamava Sardara. E nell'antichità i greci la chiamano Lusia ugualmente, insieme a Sardara. Quindi Sardara e Lusia, Sardo e Lusia sono sinonimi, hanno lo stesso significato. Quindi è anche bello conoscere queste cose perché ci interessano direttamente. Pertanto la Lusia, la Luchia e gli altri territori dell'Anatolia antica non sono altro che nomi trasposti dalla Sardegna verso quei territori lì. Quindi anche i lusitani hanno lo stesso nome dei lusitani sardi che rappresentavano la Sardegna occidentale. Perché non il contrario? Perché non il contrario? Lei ha detto giusto, ha detto una cosa giusta, perché noi in quel momento lì avevamo la cultura, avevamo la tecnologia, avevamo la forza e la potenza. Ecco perché non il contrario. Loro invece no. Adesso mi sfugge il riferimento temporale, il sì, sì, è il riferimento temporale. Allora, noi in un periodo storico che va dal Neolitico fino alla fine del Bronzo avevamo la forza. E qui ci sono niente, come? I Titi, niente. Allora, quelli sono arrivati dopo. Sono arrivati dopo. Mi sfugge appunto. Sì. Ora Noi abbiamo combattuto contro gli Ittiti per diverso tempo. Proprio diciamo i sardi che sono rimasti lì per generazioni e generazioni, perché quei territori noi li abbiamo conquistati e colonizzati in un periodo molto antico, molto remoto, dal momento che i nomi, i toponimi sono rimasti. Se fossero state delle conquiste temporanee oppure delle occupazioni militari temporanee, non avremmo potuto dare il nome a quei territori. Non so se ho reso l'idea. Nel senso che c'è un'occupazione militare, come può essere, che so, qualsiasi occupazione militare, che anche quella che abbiamo subito noi dai catalano-aragonesi nel Medioevo, sono vittime anche dai pisani.
ci hanno occupato militarmente ma non ci hanno colonizzato, nel senso che noi abbiamo mantenuto la nostra lingua, le nostre tradizioni e siamo rimasti fondamentalmente sardi, anche se loro ci hanno governato per qualche secolo. A parte Alghero, ecco, quella lì c'è stata la colonizzazione e lo sappiamo, cioè dalla Catalogna sono stati presi gli abitanti e portati ad Alghero e sostituiti fisicamente con gli abitanti che c'erano lì ad Alghero. Ecco qual è la differenza tra occupazione e colonizzazione. Quindi ad Alghero c'è stata l'unica colonizzazione catalana. Nell'antichità, quindi anche ad Alghero, diciamo, i toponimi sono anche di radice, di origine catalana, ma questo è l'unico caso in tutta la Sardegna. Giusto per fare l'esempio, la differenza tra occupazione e colonizzazione. Noi invece abbiamo colonizzato quei territori perché gli abbiamo dato i nomi ai toponimi, alle città, a tutti quei luoghi. E quei luoghi hanno nomi sardi. Ecco perché riusciamo a capire che siamo stati noi a colonizzare quei luoghi e non viceversa. Semplicemente perché avevamo la forza per poterlo fare. Altre prove che stanno venendo fuori adesso sono dovute proprio al minerale che noi abbiamo utilizzato, che abbiamo esportato in quei luoghi, che sono l'ossidiana sarda di 5.000 anni prima di Cristo, è stata trovata nei pressi di Lione, quasi al centro della Francia, è stata rinvenuta in fase di scavo, quindi dagli archeologi. Gli archeologi hanno analizzato quell'ossidiana e hanno visto che proprio grazie alla possibilità e alla tecnologia che è a nostra disposizione sono riusciti a capire che quell'ossidiana era di Monte Arci. Quindi i sardi 5.000 anni prima di Cristo hanno portato la loro ossidiana quasi nel centro della Francia. E questa è una prova tangibile. Così come ce ne sono state tante altre, così come l'esempio che ha fatto il signore poco fa sul materiale delle spade che sono state rinvenute nel nord Europa, però anche di recente in Danimarca sono stati analizzati degli elmi cornuti che in un primo momento erano stati attribuiti ai vichinghi, poi invece sono stati analizzati sempre dal punto di vista chimico del materiale utilizzato e hanno scoperto che erano sardi, che non erano vichinghi, perché erano stati costruiti 1000 anni prima della civiltà vichinga. Ecco perché si riesce a capire che non sono vichinghi ma che sono sardi, perché 1000 anni prima non esistevano i vichinghi, non potevano indossare quegli elmi. Ma quanti eravamo? Quegli elmi eravamo circa 4 milioni, facendo una ipotesi in base proprio ai siti che sono presenti nelle diverse ere. In Sardegna c'erano circa 4 milioni di abitanti. Come facevano 4 milioni di abitanti a sopravvivere in un territorio così limitato? Semplice, avevano l'impero. Gli inglesi hanno conquistato, se facciamo un rapporto con la colonizzazione degli inglesi in tutto il resto del mondo, diciamo che la comparazione tiene, perché l'Inghilterra è grande, è più grande della Sardegna ma è più piccola dell'Italia, però gli inglesi sono riusciti a conquistare un territorio quante volte più grande del loro Stato, migliaia di volte se consideriamo l'Australia, le Americhe eccetera eccetera. Così abbiamo fatto noi. Quindi siamo riusciti ad avere una ricchezza sostanziale e quindi anche una forza militare proprio grazie alle conquiste in tutto il Mediterraneo. Queste sono le prove poi tangibili che ci sono. Ma comunque di questa storia qui, per motivi che lasciamo stare, non c'è coscienza, quindi non c'è cultura. Non c'è cultura. Per cui la cultura può essere altro. Allora io volevo chiedere, poi non vorrei bloccarla qui. Anzi stiamo chiacchierando. Lei diceva che la lingua comune è stata istituita, diciamo studiata a partire dalla presidenza Soro. Sì. A che punto è il processo? Si è fermato. Aggiungo, cioè non c'è una lingua comune? Aggiungo su questo il contributo di Massimo Pitau che ha citato prima, alla linguistica in generale e a questa lingua comune. Massimo Pitau è stato uno dei più grandi linguisti del suo tempo in Sardegna,
Lui ha dato il contributo proprio alla realizzazione del Salimba Sarda Comune, perché faceva parte di quel comitato convocato da Renato Soro. Questo comitato ha firmato, perché poi hanno trovato un accordo, anche se bisticciavano, poi Renato Soro ha dato dei termini a questa gente, ha detto non possiamo stare qui, perché altrimenti succede che io finisco la mia legislatura e voi siete ancora qui a bisticciare, quindi gli ha dato dei tempi, ha detto entro questa data dovete chiudere con Salimba Comune. Loro hanno chiuso, hanno firmato anche il protocollo d'intesa e il giorno dopo poi si sono rinnegati alcuni di questi che avevano già firmato, si sono bisticciati, però la lingua comune è entrata nella regione come lingua per la traduzione degli atti amministrativi, cioè tutti gli atti amministrativi che escono dalla regione vengono tradotti in lingua sarda comune. Almeno questo è rimasto anzi almeno questo, solo questo. Sì, per ritornare alla cultura, una cosa mi dà enormemente fastidio che si parli delle piramidi egizie, quando noi abbiamo i nuraghi che sono costruiti pressappoco alla stessa epoca e non sono messi in valore nella stessa maniera. Perché? Perché, se ho capito bene, i sardi erano un popolo di conquistatori, perché sono trovati battelli tipici che utilizzavano apparentemente i sardane in Anatolia, li hanno trovati in altri paesi del Mediterraneo. Ma perché questa cultura, che è una cultura immensa, prendo i nuraghi, quando vedo i nuraghi Losa, non c'è niente da invidiare a una piramide egizia? Perché non sono messi in valore? Perché manca la cultura, è proprio questo. Allora manca la cultura di massa, cioè noi pensi... Scusi, guardi, lasciando da parte la Sardegna, faccia l'esempio dell'Italia e della valorizzazione dei suoi beni culturali. Cioè, voglio dire... Noi abbiamo, come ho detto poco fa, un patrimonio archeologico pieni di capolavori immenso, esatto, abbiamo un patrimonio immenso. Poi per quello che invece è la realtà culturale il discorso cambia. Abbiamo tenuto le nostre statue di Monteprama, che erano le più antiche del Mediterraneo, 30 anni negli scantinati del Museo Archeologico di Cagliari. Ecco, con questo ho detto tutto. Si è scavato in un pezzo di terreno, quelle statue sono state rinvenute in un pezzo di terreno grande quanto questo cortile. Proseguivano in direzione, adesso non mi ricordo se era nord, comunque proseguivano verso nord, perché erano delle tombe che seguivano una strada. Non so se avete studiato la Via Appia a Roma, la Via Appia ci sono tutte le tombe delle persone benestanti della Roma antica. Ecco, allo stesso modo in Sardegna lungo quella strada c'erano tutte le tombe e sopra le tombe c'erano le statue che rappresentavano un arciere, rappresentavano un guerriero o comunque un benestante o qualcuno che aveva pagato per costruire quella statua per essere sepolto in quel posto lì. Erano posti particolari. Quella strada proseguiva perché ci sono le tombe, ad esempio c'è una tomba qui, ecco, e a 1 metro di distanza io che sono il sovrintendente ai beni culturali di Oristano di Cagliari do l'autorizzazione alla costruzione di un vigneto. Cioè, è successo questo. Di proprietà della Curia. È successo, prima era di proprietà della Curia, poi è stato venduto ad un privato e il privato ci ha costruito un vigneto. Ecco, questa è la Sardegna di oggi. E quel vigneto ancora non è stato estirpato, quei terreni non sono stati ancora espropriati e noi non possiamo continuare a scavare. Noi abbiamo trovato quelle decine di statue in un terreno grande quanto questo cortile. Lei si immagini se lungo quella strada ci sono le altre statue come ci sono nella Via Appia. La Via Appia antecedenti alla statuaria greca. Altro che sì, sono antecedenti alla statuaria, sono la prima statuaria nel Mediterraneo. Anche questo non è stato messo in evidenza. È successo che si è avuto paura di cambiare la storia, perché quelle statue cambiavano la storia.
cioè dicevano che noi avevamo una cultura precedente a quella greca. Come le tombe di certi giganti, pare che misuravano 2 metri, certi testimoniano che giustamente l'amministrazione di Cagliari rubava tutto, prendeva tutto e apparentemente tutto nei musei archeologici di Cagliari, non so che. Lei ne sa qualcosa di questa storia? No, io non credo ai giganti, allora, no, assolutamente. Quelle sono proprio delle fake news. No, assolutamente, non credo ai giganti. Credo che quelle erano delle tombe megalittiche dove venivano seppellite magari intere famiglie, questo sì, ma non giganti. Però in ogni caso le ossa che sono state trovate lì a Monteprama degli uomini in età matura erano misurate circa 1,70 m, quindi erano già abbastanza alti per il tempo, ecco, quindi, ma non erano assolutamente giganti. No. Qualche gigante c'è sempre stato. A Ausio ad esempio c'era mia nonna che era la più alta del paese, però era l'unica donna che era alta quasi 2 metri, ma per il suo periodo era un'eccezione. Non erano però giganti. In ogni caso la situazione che c'è in Sardegna è catastrofica dal punto di vista culturale. Pensi che mia figlia ha fatto il classico, la Zuni a Sassari, e in tutto il periodo, e poi ha fatto anche lettere classiche a Cagliari all'università, ecco, in tutto il suo arco di studio non ha mai studiato una pagina di storia della Sardegna, cioè si rende conto. E lei conosce perfettamente la storia classica dei greci, dei latini, e non conosce assolutamente niente della Sardegna, se no perché glielo riporto io. Questa è la situazione in Sardegna. Il miglior elogio che ho sentito per la Carta del Logo l'ho sentito da Susanna Agnelli, non so se ha mai saputo, però Susanna Agnelli parlava benissimo della Carta del Logo di Eleonora d'Arcorea. Sì, quello era un testo un testo di progresso per il periodo in cui è stato scritto. Un testo poi in cui le donne venivano tutelate, forse più di ora. Pensi che la pena pecuniaria, perché poi tutto si basava sulla pena pecuniaria, chi non riusciva a pagare i soldi pagava con l'amputazione di un arto, di un orecchio o di qualche altro di parte anatomica del corpo. Comunque la pena pecuniaria più alta che c'è nella Carta del Logo è quella sulla violenza sulla donna, cioè chi violentava una donna doveva pagare una certa cifra che era la più alta in assoluto rispetto poi a tutte le altre pene, quindi c'era proprio una tutela. Forse era anche amputato. Come? Dai. No, vabbè, ma poi è stata, diciamo, la prima Costituzione in Europa. Sì, certo. Ed è rimasta in vigore praticamente fino a quando è stato istituito il Regno di Sardegna. Certo, si è passato poi allo Statuto Albertino della Carta del Logo, è stata mantenuta fino a quel momento lì. Un'altra tutela per la donna nella Carta del Logo era quella che lei poteva ereditare i beni di famiglia alla pari dei propri fratelli maschi, quindi le donne avevano questa possibilità che non è di poco conto, dal momento che da altre parti invece si dava la dote alla donna e poi si finiva lì, quindi la donna era poi succube dell'uomo. Nelle famiglie benestanti una donna poteva stare tranquillamente da sola, perché se aveva i beni poteva vivere dei propri beni, non aveva bisogno di appoggiarsi all'uomo, e questa è la libertà poi che dava la libertà alla donna, cioè la libertà economica dà anche la libertà poi nell'ambito familiare. È anche per quello che le galluresi diventarono ricche quando vendettero, Sì. perché i terreni migliori venivano dati sempre ai maschi, i terreni migliori si intendeva pascolo e allevamento, quindi quelle terre a mare che non valevano niente non so se lo sapeva questa cosa. E adesso invece è stata quella cosa. Adesso tutte le donne proprietarie dei terreni Cosa a sarda? mare. La sarda è la cosa della